Quinta corsa dall'Arcoveggio, sono solo femmine di 4 anni, in 8 dietro l'autostart, questo lo schieramento. 1 Dolce Nera Bar, 2 Duana Ciak SM, 3 Diletta Trio, 4 Dea degli Ulivi, 5 Destiny, 6 Dina Spritz, seconda linea 7 Dodville, 8 Dolce Indal. Favori per Dina Spritz in chiusura, Carmine Piscuoglio in sediolo, numero 6 dello schieramento, alternativa principale Diletta Trio. In partenza la velocità di Dea degli Ulivi che si porta in breve a condurre nei confronti di Dina Spritz, che si porta in seconda posizione superando Dolce Nera Bar. Primi 200 che se ne vanno in 14,3, guida a buon ritmo la battistrada Dea degli Ulivi, Manuel Beccalini in sediolo, si trascina la favorita Dina Spritz, mentre c'è l'errore di Dolce Nera Bar che era in terza posizione. E così dovrebbe essere Diletta Trio a rilevarne la posizione terza, quando siamo sulla seconda piegata e i cavalli si apprestano a completare i primi 600 metri di gara. Le cavalle, per dire la verità, sono tutte femmine, 600 che se ne vanno in 44,8. Davanti alle tribune c'è un rallentamento e ora c'è stato l'errore numero 3 di Diletta Trio, squalificato. In terza posizione c'è Duana Ciak SM, mentre avanza all'esterno Dolce Indal. Gli 800 completati con una frazione in 15,7, ha rallentato ora la leader, ma viene subito attaccata e superata dalla favorita Dina Spritz, che dopo un chilometro in 1,16,5 cerca di prendere vantaggio, una quindicina di metri sulle avversarie, nettamente in testa. Dolce Indal scende in seconda posizione, siamo ora sulla curva conclusiva. Dina Spritz in vantaggio, Dolce Indal seconda, le altre lontanissime. Completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Dina Spritz che continua a mantenersi in netta evidenza. Dolce Indal non può che conquistare la seconda piazza, la vittoria nettissima per Dina Spritz e Carmine Piscuoglio, il secondo posto per Dolce Indal. Per il terzo emerge Destiny a centropista, 1.15.2, 29.9 a chiudere. Bel primo piano per Dina Spritz e Carmine Piscuoglio per conto di Andrea Sarzetto e della scuderia Valle Falconera. Primo piano davvero molto netto, passa in testa al chilometro sul calo della leader Dea degli Ulivi e poi se ne va per proprio conto, fa un buon secondo Dolce Indal che precede Destiny. 6.85 il probabile arrivo della quinta corsa dall'Arcoveggio.